Già a Farra, come negli altri accessi al Cansiglio, cartelli strada chiusa dalle 8 del mattino alle 8 di sera fino alle 16 per riprese cinematografiche. Ridley Scott, per raccontare la storia del suo sopravvissuto in un hangar con un cane, ha scelto il Cansiglio. Io abito, sono nato e il Consiglio io lo amo. E quindi che ci sia Ridley Scott va bene. Se va bene che facciano il film, che facciano tutto. Il film di Ridley Scott dovrebbe chiamarsi The Dog Stars, avrà come protagonisti dei cani da pastore belga malinois addestrati a Roma e ha un budget di 100 milioni di dollari. Quasi 500 le persone che si muovono con la produzione, che dopo essere stata sul lago di Bordano in Friuli Venezia Giulia, ora è in Cansiglio e dopo andrà a Ovindori in Abruzzo e poi a Cinecittà a Roma. Intanto c'è chi si gode le centinaia di pernottamenti e chi pensa già ai possibili benefici futuri. Benissimo per noi, perché abbiamo l'albergo pieno. Non credo che sia un problema in questo periodo. Per me va bene, anche per i paesani qui. Perché va bene? È perché almeno si fa qualcosa anche qui in alta montagna, no? Può andare bene se serve per attirare poi gente, sì, e curiosità insomma da parte delle persone. Secondo lei? Vedremo se tirerà fuori un altro dei suoi capolavori, speriamo. Penso sia una bella attrazione prossimamente per il nostro lago e l'Alpago. Ovviamente non tutti sono contenti. C'è chi sottolinea i disagi e chi non capisce come muoversi. Crea un po' di problemi anche per il turismo, che deve farsi la passeggiata e trovano chiuso e tornano indietro. Non posso passare. C'è un disagio, dà fastidio? È scomodo. Sono autista di auto, portato i turisti e li devo venire a prendere qua, mi sembra. Sono venuto a vedere dove è il posto dove li devo ritirare. Però oltre qua non può andare. Ma proprio di qua non si può passare. E se sono al ristorante giù, devo venire a piedi? Intanto la piana del Cansiglio rimane off limits fino a venerdì. Qualcuno cerca di bypassare i posti di blocco, qualcuno è riuscito a rubare qualche scatto. La produzione, che già da 2 mesi lavorava per preparare ogni cosa, invece smentisce alcune notizie apparse sui giornali che parlano di scene di incidenti aerei ed altro. Il riservo rimane strettissimo, perfino su quando il colossal dell'87enne regista di Alien, Blade Runner e Il Gladiatore dovrebbe arrivare nelle sale, anche se il 2027 sembra essere l'ipotesi più credibile.